Buongiorno a tutti, io sono Nicola Manfren e vi sto parlando dalla sede della direzione centrale a Trieste. Quest'oggi dovreste essere collegati in circa un centinaio di aziende e professionisti. Noi, d'intesa con INPS, abbiamo deciso di organizzare questo incontro, lo chiamiamo tale, perché insomma ormai abbiamo aperto la possibilità di presentare le domande di cassa in deroga, ci sono tanti professionisti, tante aziende che chiamano, che hanno bisogno di informazioni e per cui abbiamo deciso di ricorrere a questo strumento per cercare di dare risposte, fluidificare il percorso delle informazioni, che le informazioni siano sostanzialmente date in modo univoco. E quindi insieme ad INPS abbiamo deciso di organizzare questa giornata che, vi anticipo, verrà replicata domani per tutte quelle aziende e quei professionisti che non sono riusciti a entrare in questa prima tornata di 100, e quindi domani replichiamo. Con me questa mattina c'è anche l'assessore Rosolén, la vedete, che anche lei appunto voleva portarvi saluto. Ci siamo organizzati in questo modo, riteniamo che possa essere utile e ci auguriamo che sia utile per tutti. Allora, questo webinar comunque verrà registrato e sarà reso disponibile poi sul sito della Regione, per cui daremo informazioni su come anche raggiungerlo. Quando vi siete iscritti avete presentato già una serie di domande. Noi abbiamo cercato di raccoglierle e questa mattina cercheremo di dare risposta a tutti i quesiti che ci sono pervenuti entro la giornata di venerdì. Resta fermo, come vi è stato anche già annunciata, la possibilità di, tramite la chat, formulare altri quesiti. Questi quesiti verranno da noi raccolti e vi informo anche di questo, nei prossimi giorni, ma proprio ad amor battente, metteremo anche sul sito una sezione di FAQ dove potrete trovare chiaramente le risposte ai quesiti più gettonati, più comuni. Vi è stato spiegato come utilizzare la chat e a questo punto, siccome abbiamo un'ora di tempo che non è tantissimo, io lascerei, se l'assessore allora lascerei direttamente la parola ai relatori, che ricordo sono il dottor Luca Antonicelli della Regione, della direzione, e il dottor Michelino De Carlo di INPS, e ringrazio ancora una volta INPS per la disponibilità, la collaborazione che stiamo avendo in questi giorni e che avremo anche nell'immediato futuro, per cercare di fronteggiare questa situazione nella maniera migliore possibile. A questo punto allora io pulisco la postazione come è prescritto e poi lascio la parola direttamente al dottor Antonicelli e al dottor De Carlo per l'avvio dell'illustrazione. Bene, ok, lascio direttamente le postazioni. Buongiorno a tutti. Allora, io non ho preparato le slide perché non c'è stato tempo e ho pensato di iniziare subito con una carrellata veloce relativamente alla circolare 47, che sicuramente avrete avuto modo di leggere. Nell'esposizione troverete sicuramente una serie di risposte alle domande che ci sono nel frattempo pervenute. Allora, il campo di applicazione fa riferimento ovviamente a tutte le aziende che hanno diritto alla CIGO, alla CIGS, alla CISOA per l'agricoltura, al FIS come assegno ordinario per tutte quelle aziende che hanno limiti dimensionali superiori ai 5 dipendenti, e chiaramente anche 2 fondi bilaterali alternativi, quello dell'artigianato e quello chiaramente della somministrazione, più tutti i fondi bilaterali, gli 11 noti, quelli che già conosciamo, che di fatto sono interessati allo stesso livello di intervento, però con domanda da presentare attraverso il solito sito, ma gestita dalla direzione centrale. Io seguo un attimino l'ordine. Allora, le domande fanno riferimento ovviamente a un periodo non superiore alle 9 settimane e il periodo massimo è fino al 31 agosto 2020, cioè dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. Le 9 settimane non rientrano nel conteggio di calcolo delle 52 nel biennio precedente o dei 24 mesi nel quinquennio precedente, per cui
si aggiungono a questi due requisiti. Chi può richiedere ovviamente il Covid-19 nazionale? Lo possono richiedere tutte le aziende, anche quelle che hanno già raggiunto i limiti previsti, cioè quello delle 52 settimane nel biennio e i 24 mesi nel quinquennio o i 30 mesi per quanto riguarda le aziende del settore edile. Le 9 settimane costituiscono periodo neutro, che significa che non vengono conteggiate né ai fini, cioè non vengono sommate alla cassa integrazione già richiesta per altre situazioni, per cui non concorrono al raggiungimento dei requisiti delle 52 settimane e delle 25, e tra l'altro non concorrono neanche alla sommatoria delle settimane di cassa integrazione per quello che riguarda il pagamento del contributo addizionale. Il contributo addizionale viene sospeso, cioè non viene pagato per queste 9 settimane, non è dovuto. E quindi non si va neanche a sommare alle 52, alle 104 per quelli che sono poi gli importi e le percentuali che si dovrebbe andare a erogare, a pagare superando appunto i 12 mesi la percentuale del 9, del 12 e del 15%. Non sono previsti requisiti particolari per accedere al Covid-19 nazionale. Il requisito delle 90 giornate non è più richiesto. È previsto soltanto che il lavoratore sia in forza alla data del 23 febbraio. Essere in forza significa che chiaramente se un lavoratore viene assunto successivamente non rientra in questa forma di integrazione. Tuttavia, se il lavoratore è in forza alla data del 23 di febbraio e dopodiché successivamente viene assunto da un'altra azienda per trasferimento d'azienda, oppure c'è un'assunzione da altra azienda per successione di appalto, questo lavoratore conserva il requisito di essere in forza alla data del 23 febbraio, per cui comunque ha diritto a queste 9 settimane. L'informativa, avete letto che l'informativa a noi dell'INPS al momento non serve, cioè in pratica il comma 6 dell'articolo 14 del 148 del 2015 prevede in pratica che l'informativa sindacale, sia essa da sola o comunque l'accordo congiunto con le organizzazioni sindacali più rappresentative del territorio, dovesse essere inviata all'INPS. Per questa fase non ci interessa, però è necessario che comunque lo stesso accordo nei 3 giorni dalla data di sospensione venga comunque garantito attraverso o l'informativa o attraverso l'accordo sindacale. L'accordo che tra l'altro preciso, ma differentemente da altre volte, da quando ci siamo incontrati in precedenza, che comunque deve essere firmato da tutte le sigle sindacali. Tuttavia, anche se non è firmato da tutte le sigle sindacali, non è firmato assolutamente, vale comunque l'informativa. I termini della domanda, 4 mesi dall'inizio della sospensione. Attenzione, il periodo che va dal 23 febbraio al 23 marzo, che è la data di pubblicazione del messaggio che dà l'inizio all'invio delle domande di Covid, è considerato un periodo neutro, per cui diciamo che se un soggetto, un'azienda chiede la sospensione nel mese di marzo, diciamo, o di aprile, si conteggiano come tempo, come periodo per presentare le domande, si parte dal mese successivo e si conteggiano i 4 mesi. Faccio l'esempio che è riportato anche in circolare. Periodo di sospensione dal 27 marzo al 30 di aprile, io parto dal mese di aprile e avrò 4 mesi di tempo, aprile, maggio, giugno e luglio, per cui la scadenza è il 31 luglio. Diversamente, se c'è una sospensione effettuata dal 24 febbraio al 10 di aprile, considerato che dal 23 febbraio al 23 marzo, quest'anno periodo neutro, parto dal mese di aprile, conteggio 4 mesi, quindi avrò aprile, maggio, giugno e luglio, scadenza sempre al 31 luglio. Semplificazione della domanda. La domanda è stata semplificata al massimo, non ci serve la relazione tecnica, l'istruttore per noi dovrebbe, sarà sicuramente molto semplice, perché non faremo nessun tipo di valutazione, quindi non ci sarà l'informativa, non ci sarà la relazione tecnica. È stato disapplicato per questa fase anche l'articolo 11, va a dire noi non chiederemo eventuali supplementi di istruttoria. Il pagamento, come ben sapete, è previsto normalmente a conguaglio, tuttavia in via del tutto eccezionale è possibile che l'azienda richieda pagamento diretto. Chiaramente col pagamento diretto sarà necessario che ci inviate ovviamente gli SR41. Altra cosa, ferie. Le ferie assolutamente, e così rispondiamo anche alle tue domande, non vanno consumate o fruite prima del periodo di Covid-19. E una volta per tutte chiariamo questo concetto. Dal 2011 in poi è stato chiarito, al di là di quella che era la pausa
relativa alla deroga per quanto riguarda gli anni 2014-2015, per tutte le casse integrazioni, che siano CIGO, CIGS o deroga, non è necessario per fruire dell'integrazione salariale aver consumato, utilizzato né i permessi accumulati al lavoratore, neanche le ferie. La malattia, ci sono state effettuate tante domande anche per la malattia. Chiariamo anche questo concetto. Se l'azienda chiede una sospensione a 0 ore, se a 0 ore ci va tutta l'azienda, tutto l'ufficio dell'azienda, il settore aziendale, il ramo aziendale e un lavoratore è in malattia prima della sospensione a 0 ore, anche lui va in sospensione a 0 ore. Se invece va in sospensione a 0 ore successivamente, a quel punto lui resta in malattia e deve presentare il certificato medico. Diversamente, per quanto riguarda le sospensioni a orario ridotto, lì non c'è nessun problema, perché se a orario ridotto comunque, se è ammalato prima della sospensione resta in malattia, se è ammalato dopo resta comunque in malattia. La copertura figurativa è sempre garantita ed è sempre garantito comunque anche il pagamento dell'assegno familiare. Per quanto riguarda la copertura finanziaria, ci sono state molte preoccupazioni relativamente alla copertura e queste perplessità hanno indotto tante aziende a presentare una domanda adesso per tutte le 9 settimane, cioè per il periodo massimo concedibile. Il finanziamento dello Stato interviene esclusivamente a copertura delle 9 settimane per quelle aziende che prima delle 9 settimane hanno già esaurito le 52 settimane nel biennio o le 24 mesi nel quinquennio. Cosa significa? Significa che un'azienda che ha, alla data di oggi, utilizzato solamente 35 settimane e adesso deve utilizzare le 9 settimane vengono finanziate dai plafond della cassa integrazione ordinaria normale, per cui il finanziamento previsto dal governo entra in azione esclusivamente per coprire quelle 9 settimane che fanno riferimento a quelle aziende che hanno già ultimato prima dell'utilizzo di queste 9 settimane delle 52 o comunque anche nel caso del FIS delle 26 nel biennio. Aziende in cassa integrazione. Il decreto prevede anche che le aziende che sono in cassa integrazione straordinaria, nel momento in cui hanno anche diritto alla cassa integrazione ordinaria, se hanno in corso un'autorizzazione per un evento di ristrutturazione o comunque per un contratto di solidarietà che sia stato già autorizzato o anche che non sia stato già autorizzato, hanno la possibilità di sospendere l'autorizzazione o la richiesta effettuata dal Ministero e di chiedere le 9 settimane a titolo di cassa integrazione Covid-19. Per far questo devono chiedere l'autorizzazione al Ministero, presentare domanda attraverso il solito canale oppure attraverso una PEC che è citata nella circolare 47. A questo punto il Ministero cosa fa? Emana un nuovo decreto con la sospensione della prima autorizzazione al giorno precedente la richiesta di sospensione per Covid e un'autorizzazione per far proseguire l'autorizzazione precedente dalla fine del Covid-19 richiesto in poi. Nel momento in cui il Ministero decreta, noi possiamo come INPS a livello territoriale liquidare la prestazione. Tuttavia è ancora compito dell'azienda alla fine del Covid-19 presentare una nuova domanda SR40 per poter accedere all'autorizzazione precedente che è stata rideliberata dal Ministero. Le aziende che chiaramente che hanno diritto alla cassa integrazione straordinaria e non hanno diritto alla CIGO rientrano nella deroga, di questo poi parleremo un attimino dopo. FIS. Il FIS in pratica segue dal punto di vista della cumulabilità, compatibilità con gli altri istituti, in pratica segue le stesse regole della cassa integrazione. Chiariamo un concetto: hanno diritto, o quantomeno possono accedere al Covid-19 per FIS tutte le aziende che hanno che hanno più di 5 dipendenti alla data ovviamente della domanda nel semestre precedente. Più di 5 significa 5,1. Siccome qualche consulente ci ha chiesto se dobbiamo conteggiare la mezza unità, cioè va a dire 5,5 resta 5 o 5,6 resta 6, quel criterio di calcolo vale soltanto per gli istituti contrattuali diversi dal FIS.
per accedere al FIS, per quindi erogare le prestazioni, noi faremo riferimento, voi farete riferimento come versamento, come adesione, come obbligo, ovviamente contributivo nei confronti del FIS, con un conteggio pari dal punto di vista dimensionale, almeno che sia superiore a 5. Superiore a 5 per noi significa anche soltanto 5,1. Gli assegni familiari, altra domanda che ci è stata fatta, allora il FIS non paga gli assegni familiari, non è previsto, tuttavia il lavoratore ne ha diritto, per cui li deve pagare l'azienda. Se chiaramente, altra domanda, l'azienda non li paga, la procedura solita per poter pagare questi assegni familiari da parte dell'istituto è sempre la stessa, va a dire che il lavoratore dovrebbe mettere in mora il datore di lavoro, attende 30 giorni, dopodiché soltanto in quell'occasione potremo intervenire noi direttamente. Anche per quanto riguarda il FIS, chiaramente le 9 settimane non si conteggiano ai fini di quello che è il limite in pratica per poter accedere all'assegno ordinario delle 26 settimane nel biennio. Sul FIS cosa possiamo dire ancora? Calcoliamo ovviamente quello che è il calcolo della media dimensionale per arrivare a 5, almeno a 5,1, quindi a più di 5 calcoliamo anche l'insieme degli apprendisti, anche se fra i soggetti che avranno diritto includiamo esclusivamente la figura dell'apprendista con contratto di lavoro professionalizzante. Serve per il FIS, serve l'informativa sindacale che però non deve essere inviata qui da noi. Si parla di soggetti che hanno diritto in pratica a 9 settimane a prescindere dal fatto che l'azienda abbia o meno utilizzato, raggiunto o superato le 26 settimane nel biennio. Anche per il FIS non è dovuto il contributo addizionale e vediamo quali sono quindi le aziende obbligate al FIS. Le aziende obbligate al FIS sono tutte quelle che a suo tempo avevano avuto come codice statistico, come codice autorizzazione lo 0J. Ma non sono soltanto quelle, in pratica c'è una tabella legata alla circolare dove ci sono una serie di codici statistici contributivi che obbligano l'iscrizione al FIS. Altre cose sul FIS, i lavoratori part-time, gli intermittenti, ma non soltanto per il FIS, vengono conteggiati ovviamente in proporzione, per cui si effettua il calcolo previsto dalla circolare, se ricordo bene, del 2017, poi ve la trovo. Il lavoratore assente va incluso, o meglio, va incluso sempre se non è stato sostituito, va escluso soltanto se è stata effettuata una sostituzione. Altra cosa importante del FIS, dunque, per il calcolo in pratica della media, si calcola ovviamente, la media va calcolata sugli ultimi 6 mesi, tuttavia se ci sono delle aziende che non hanno questa anzianità, la si calcola da quando sono in pratica state istituite, e se l'azienda è stata istituita nel corso del mese si prende come forza lavoro, come limite dimensionale, quello del mese stesso. Chiaramente capite bene che il limite dimensionale può fluttuare, per cui in un mese, nel mese di aprile, se uno va indietro di 6 mesi potrebbe avere, in pratica trovare il superamento del limite dimensionale per cui è obbligato a versare il FIS, il mese dopo, andando con una nuova richiesta, andando di 6 mesi, potrebbe andare al di sotto delle 5 unità, per cui non ha più l'obbligo di versare chiaramente il contributo. Il tetto aziendale è scomparso del tutto. Il tetto aziendale, se vi ricordate, fa riferimento al limite massimo erogabile come prestazioni rispetto a quello che è il contributo versato dall'azienda, per cui il tetto non esiste più, è stato eliminato in questa situazione. Qui tutte le aziende aderenti al FIS possono tranquillamente accedere alle prestazioni per i propri dipendenti. Chiariamo un'altra cosa: non è necessario che il contributo sia versato, è sufficiente che il contributo sia dovuto, per cui l'azienda potrebbe anche non essere regolare con il versamento del contributo al FIS, ma il diritto come prestazione per i lavoratori c'è sempre. Ecco, una precisazione sull'FSBA, il Fondo Bilaterale Alternativo dell'Artigianato. Le domande per questo fondo non vanno assolutamente presentate in INPS, anche se ci sono su qualche sito delle indicazioni differenti. Questo fondo, come anche quello dei somministrati, sono fondi che sono gestiti in completa autonomia, e chi sono le aziende che in pratica devono aderire a questo fondo? Sono tutte quelle aziende del settore artigianato che hanno le caratteristiche previste dalla legge 443 dell'85.
Queste aziende che hanno il codice 7B devono esclusivamente fare riferimento al loro fondo per avere comunque diritto alle 9 settimane di Covid, per le quali comunque anche per quelle stava previsto uno stanziamento ad hoc. Rientrano nell'FSBA anche le confederazioni di settore, le società di servizi alle imprese associate e i relativi enti bilaterali di livello nazionale e territoriale indipendentemente dal settore di inquadramento. Altra precisazione: le imprese non rientranti nelle caratteristiche di cui alla legge 443 dell'85, se operanti in settori in cui non è prevista l'integrazione ordinaria, cioè la CIGO, se applica i contratti del settore artigianato, sono scritte al FIS. Quindi prestare attenzione a questo chiarimento: le aziende del settore artigianato sono tutte obbligatoriamente iscritte all'FSBA, per cui non accedono né come domanda da presentare all'istituto, non sono interessate come domanda da presentare all'istituto, ma la devono presentare al loro fondo, e non accedono ovviamente neanche alla deroga. Hanno il loro fondo, per cui dovranno essere gestite direttamente dall'FSBA. Ancora, le imprese agricole, CISOA. Il decreto prevede anche per queste imprese la possibilità di accedere a questa sospensione, queste 9 settimane. La CISOA normalmente è prevista da parte dell'istituto quando il lavoratore abbia nell'anno precedente almeno 180 giornate di lavoro presso l'azienda che ovviamente lo pone in sospensione. Tuttavia, nel momento in cui ci perviene una domanda da parte di un'azienda del settore agricoltura che ha diritto alla CISOA, noi come INPS, oltre a verificare che ci siano le 180 giornate di lavoro presso l'azienda che lo pone in cassa integrazione e che quindi lo ha ovviamente in forza alla data del 23 febbraio, andiamo a verificare anche che nell'arco di quest'anno non abbia già fruito di 90 giorni di cassa integrazione. Qualora non avesse fruito delle 90 giornate, per cui non avesse superato il suo limite, comunque interveniamo noi come INPS. Se dovesse aver superato le 90 giornate va in deroga. Altre cose che possono essere interessanti. Il discorso, chiariamo il discorso del calcolo delle settimane. Per il calcolo delle settimane applichiamo la regola che è descritta chiaramente nella circolare 58 del 2009, vale a dire che si calcolano le giornate fruite. Su settimana piena, 6 giorni di fruizione consumano una settimana. Su settimana corta, 5 giorni di fruizione di cassa integrazione consumano una sola settimana. Spieghiamo anche un altro concetto. Se un'azienda chiede una sospensione per 3 settimane e nella prima settimana, di fatto, pur avendo chiesto una integrazione salariale per 10 lavoratori, ne mette in cassa integrazione uno solo, anche soltanto per un'ora, per una giornata, noi conteggiamo una giornata, anche soltanto per un'ora. Quando noi andiamo a sommare le varie giornate e sommiamo 5 per le aziende che hanno un contratto settimana corta, allora considereremo utilizzata una settimana. 6 giorni per chi non ha la settimana corta vale una settimana, per cui il criterio di calcolo anche in relazione a questa cassa integrazione Covid-19 è identico a quello solito, vale a dire 5 giorni una settimana, 6 su settimana piena una settimana. Applichiamo le stesse regole della cassa integrazione ordinaria. Sempre come regole della cassa integrazione ordinaria, chiariamo velocemente quella che è la compatibilità e l'accumulabilità evidentemente tra la cassa integrazione e i vari istituti. Con la malattia abbiamo già detto, col congedo di maternità e di paternità e con l'allattamento. Il congedo di maternità prevale sempre e comunque sulla cassa integrazione, sia essa a 0 ore, sia essa a orario ridotto, sia che avvenga prima, sia che avvenga dopo, anche perché è più favorevole, per cui il congedo di maternità prevale sempre. Il congedo parentale decide il lavoratore, siccome è un atto volontario, è il lavoratore che decide se rinunciare alla cassa integrazione e andare in congedo parentale o viceversa, per cui è un atto volontario e a discrezione chiaramente del lavoratore. Ci sono casi di soggetti che si trovano in congedo parentale, nel frattempo l'azienda chiede la cassa integrazione,
Tuttavia questi lavoratori volontariamente possono chiedere la sospensione del congedo parentale e andare in cassa integrazione. L'infortunio chiaramente è come la maternità obbligatoria, prevale sempre, sia se sia avvenuto prima, sia se dovesse avvenire dopo l'intervento di cassa integrazione. La 104, le 3 giornate. Allora, se si tratta di sospensione a 0 ore, chiaramente non c'è diritto, o quantomeno, se nel corso del mese il lavoratore è stato posto in cassa integrazione a 0 ore, ma non per tutto il mese, le ore, o meglio le giornate di 104 vengono calcolate in relazione alle giornate di effettivo lavoro, cioè ogni 10 giorni di cassa integrazione si applica ancora la vecchia regola, ogni 10 giorni, o meglio ogni 10 giorni di lavoro fanno maturare un giorno di permesso di legge 104. Per quanto riguarda il congedo straordinario, se il congedo straordinario, quello dei 2 anni, è stato chiesto prima della sospensione a 0 ore, chiaramente resta sempre in congedo straordinario. Se invece è a orario ridotto, anche in questo caso resta in congedo straordinario, perché può avere la necessità di avere l'intera giornata libera per assistere il soggetto portatore di handicap. Se invece il congedo viene chiesto dopo la sospensione a 0 ore, non ha diritto al congedo perché non può chiedere una sospensione in una situazione in cui lui risulta già essere sospeso. Le ferie abbiamo già detto che comunque non devono essere ultimate prima, utilizzate prima della cassa integrazione, e poi vediamo cos'altro può essere interessante. Io per quanto riguarda, diciamo, quello che prevede la circolare, molto velocemente mi fermerei qui. Posso iniziare a rispondere ad alcune domande, quelle che sono state poste. Allora, per la CIG le 9 settimane sono individuali per ciascun lavoratore o aziendali? Chiaramente sono aziendali, la cassa integrazione è sempre concessa e autorizzata per l'azienda. Le 9 settimane sono per azienda o per lavoratore o per unità produttiva, e come la cassa integrazione ordinaria sono per l'unità produttiva. Come si deve arrotondare il numero decimale ottenuto dalla media settimanale? Per quanto riguarda il calcolo delle giornate, applichiamo il criterio aziendale che fino a 0,50 si considera l'unità inferiore, sopra 0,50 si considera l'unità superiore. Come si calcola le 5 unità di quel punto 4 di intesa regionale in caso di contratti part-time? Quando abbiamo dei contratti part-time, lavoratori interinali, anche in questo caso il conteggio di calcolo lo si fa in base in proporzione, in pratica, in proporzione e con il criterio di applicare, o meglio di individuare l'unità inferiore quando si arriva a un decimale fino a 0,50, superiore quando si arriva a un decimale superiore allo 0,50. Le 9 settimane sono riferite al singolo dipendente o all'intera azienda? No, abbiamo già risposto, le 9 settimane si riferiscono all'azienda. I lavoratori intermittenti per fruire della cassa in deroga o della cassa integrazione anche ordinaria, il lavoratore intermittente deve aver risposto alla chiamata prima del 23 febbraio. Non può essere posto in cassa integrazione se alla data del 23 febbraio non aveva risposto alla chiamata del datore di lavoro. Poi, vediamo altre domande. Ecco, il modello SR100 relativamente alla cassa integrazione in deroga, considerato che la Regione utilizza il flusso B, vale a dire che le domande che voi presentate tramite adeline vengono trasformate in domanda in SR100, e quindi nel momento in cui la Regione decreta lo stesso decreto insieme agli esemi della domanda vengono inviati direttamente in istituto, l'SR100 non serve. L'SR100 serve soltanto per quelle regioni che applicano il flusso A. Noi in regione applichiamo il flusso B e diciamo i dati della domanda sono soddisfatti, sono contenuti direttamente nella domanda che voi presentate tramite adeline. Nel caso in cui un'azienda artigiana applichi volontariamente il contratto collettivo nazionale degli studi professionali, anche qui, se un'azienda è classificata come azienda artigiana e al suo interno ha dei lavoratori, un settore lavorativo ai quali o al quale applica un contratto di lavoro diverso, tipo industria, come in questo caso contratto di studi professionali,
Quello che fa fede è sempre e comunque l'inquadramento aziendale, vale a dire se l'azienda è inquadrata nel settore artigianato deve essere obbligatoriamente iscritta al FSBA con il codice 7B. Il fatto che applichi dei contratti diversi non ha nessun valore per quello che riguarda, come dire, l'appartenenza al settore di questo fondo bilaterale di solidarietà alternativo. Il modello SR100 l'abbiamo già visto. Ho una dipendente in facoltativa, posso dirottarla all'INPS? Certo, come dicevamo prima, se in facoltativa con geo parentale può decidere la lavoratrice. Malattie di dipendenti immunodepressi o con terapia salvavita in atto, se ci sono situazioni particolari. Questi soggetti in una situazione normale hanno soltanto la possibilità di evitare la visita di controllo, di non rispettare le fasce di reperibilità da parte e quindi non subire l'eventuale visita di controllo. In questa fase non si possono effettuare visite di controllo, per cui diciamo che anche questa situazione non è, come dire, garantita, però di fatto non hanno nulla di più o di meno di un soggetto che è normalmente in una situazione di malattia. Vediamo ancora. Qualcuno ha chiesto, per esempio, avendo un contratto di lavoro come insegnante di 18 ore settimanali, si è sentito penalizzato relativamente al fatto che la regione pagherebbe soltanto 8,10 euro per le 18 ore. Di fatto non è così, perché gli 8,10 euro, che tra l'altro comprendono la contribuzione figurativa all'assegno familiare, sono una media, è una media quantificata per tutte le tipologie di lavoratori, per cui non si può fare riferimento per quantificare l'importo di cassa integrazione in deroga che verrà erogato a questa media. Bisognerebbe vedere quant'è la retribuzione di fatto. Poi, altre domande. Sono state inviate tantissime domande, per esempio alla sede provinciale di Trieste, chiedendo se l'azienda tal dei tali ha diritto alla CIGO, alla CIGS o alla deroga. A parte il fatto che non è stato inserito neanche la matricola aziendale, però evitiamo domande di questo genere, perché il consulente o l'azienda sa benissimo qual è il suo codice statistico contributivo, per cui non è necessario che chieda all'azienda cosa deve versare o a quale settore di appartenenza deve o può aderire. Domande sui tempi di attesa per la riscossione del denaro. Beh, sul discorso della riscossione abbiamo parlato di una procedura molto molto semplificata. Per noi, quando parliamo di Covid nazionale, quindi la cassa integrazione ordinaria, per come ci è stato prospettato, non dovendo controllare assolutamente nulla, dovrebbe essere, uso sempre condizionale, molto molto semplice e veloce ed immediato l'autorizzazione. È chiaro che l'azienda deve attendere la nostra autorizzazione, che posto che sia immediata, se l'azienda anticipa, come dovrebbe essere, il pagamento della cassa integrazione, chiaramente il lavoratore la cassa integrazione, l'integrazione ce l'avrà in tempi immediati. Se, come sembra che sia, cioè nel senso che quando l'azienda ci chiede il pagamento diretto, dobbiamo attendere il modello SR41 con tutti i dati relativi alla reale periodo di sospensione da parte del lavoratore e il codice IVA per effettuare il pagamento, a quel punto i tempi non sono più dell'istituto, ma i tempi sono chiaramente, diciamo, dell'azienda o del consulente. Vale a dire, cioè non c'è nulla di diverso rispetto al passato. Prima arrivano questi documenti, prima la sede è in grado di autorizzare ma anche di pagare. Beh, i requisiti appunto per i lavoratori intermittenti li abbiamo già visti. Uno deve aver risposto alla chiamata ovviamente prima del 23. Il conteggio di calcolo lo si fa ovviamente rapportando le ore effettuate da parte del lavoratore intermittente esattamente come lo si fa con il lavoratore a tempo parziale. Si sommano le ore, le si rapporta in proporzione a quello che è l'orario contrattuale settimanale, si individuano le giornate di effettiva presenza da parte del lavoratore intermittente, che ovviamente daranno poi luogo a un numero totale di sospensione pari a quelle che effettivamente sono state lavorate nei 12 mesi precedenti alla sospensione. Buongiorno a tutti, spero che mi sentiate. Sono Luca Antonicelli e proseguo l'interlocuzione avviata dal dottor De Carlo con riferimento specifico
alla cassa integrazione guadagni in deroga. La cassa integrazione guadagni in deroga è disciplinata con riferimento all'emergenza epidemiologica Covid-19 ad oggi da 4 fonti fondamentali che vanno coordinate. L'articolo 22 del decreto legge 18 del 2020, che rispetto agli altri interventi previsti dagli articoli 19, 20 e 21 del medesimo decreto, contiene alcune peculiarità. La prima che mi balza subito all'occhio è la previsione imperativa per cui il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione davanti all'INPS, da parte dell'INPS, quindi l'anticipo sulla cassa in deroga da parte del datore di lavoro è escluso ope legis dal legislatore stesso. In parte minima dal decreto interministeriale del 24 marzo 2020 numero 3, il quale con riferimento a quella categoria di datori di lavoro a cui ha fatto riferimento il dottor De Carlo, cioè le aziende del commercio sopra i 50 e in generale i datori di lavoro che accedono alla sola CIGS in base alla normativa a regime del decreto legislativo 148, il decreto interministeriale citato precisa che le domande riguardanti aziende con unità produttive almeno su 5 regioni richiedono la cassa in deroga al Ministero del Lavoro, quindi con domanda unica a livello nazionale. Ne discende che questi datori di lavoro che usino la cassa in deroga per meno di 4 unità, per meno di 5 unità sul territorio nazionale dovranno presentare la domanda di cassa in deroga per la singola unità, ciascuna alla regione di competenza. Da 5 in su scatta la competenza del Ministero del Lavoro. C'è poi la circolare INPS 47 che il dottor De Carlo ha compiutamente analizzato anche con riferimento all'integrazione della circolare medesima con le circolari 58 del 2009 per quello che riguarda il computo delle settimane e la circolare 41 del 2006 per quello che riguarda ad esempio l'utilizzo della cassa in deroga dei lavoratori intermittenti, e l'intesa regionale definita fra l'amministrazione regionale e le parti sociali del tavolo di concertazione del 25 marzo. Su questa intesa giova tornare per descrivere la procedura di presentazione della domanda e il relativo flusso procedurale, rispondendo così alle aziende, ai datori di lavoro con più o meno di 5 dipendenti. Una precisazione: la legge, l'articolo 22, nel parlare di aziende fino a 5 dipendenti, non ha precisato quale computo debba essere utilizzato per individuare se un datore di lavoro sta fino a 5 dipendenti o è sopra. Sul punto, anche per coerenza con gli altri strumenti di ammortizzazione sociale, si è scelto di applicare il criterio dell'articolo 20 del decreto legislativo 148 del 2015, cioè guardare la media del semestre precedente alla presentazione della domanda di cassa in deroga. Ne deriva, per esempio, come ha già ricordato in maniera molto precisa il dottor De Carlo, che i part-time si computano pro quota e che fino a 5 dipendenti equivale a una media minore o uguale di 5,0. Da 5,1, come succede con la CIGS per le medie da 15,1 in su, da 5,1 scatta la procedura prevista dai punti 1 e 2 dell'accordo, dell'intesa. Vuol dire che il punto 4 si applica alle aziende la cui media nel semestre precedente sia pari o inferiore a 5. Quindi l'informativa trasmessa alle organizzazioni sindacali. In questo caso alla domanda di cassa in deroga va allegata l'informativa
con l'evidenza dell'avvenuta trasmissione dell'informativa alle organizzazioni sindacali. Quali siano le organizzazioni sindacali da coinvolgere per la procedura sindacale di volta in volta prevista, cioè accordo o intesa, lo precisa l'intesa stessa con riferimento a quella che è la normativa generale, cioè l'informativa va trasmessa anche in via telematica alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anche per il tramite degli enti bilaterali o delle associazioni datoriali e, aggiungo, anche per il tramite degli intermediari abilitati. Un dettaglio che è stato oggetto di numerose richieste. Nel facsimile di informativa presente sul nostro sito c'è riferimento alla firma dell'associazione datoriale. La sottoscrizione. Questa previsione ha due implicazioni, ha due significati. Una che se un'azienda è associata può naturalmente avvalersi dell'associazione di categoria per presentare l'informativa. Ad un'azienda che non è associata ad un'associazione di categoria non deriva dall'intesa, che non potrebbe essere in termini di diritto generale, non ne scaturisce l'obbligo di far per forza firmare l'informativa ad un'associazione di categoria. È semplicemente una facoltà che le aziende, che i datori di lavoro hanno per presentare l'informativa anche per il tramite di un'associazione di categoria. La domanda va poi presentata, perché sul punto l'intesa e la normativa nulla dice, entro 60 giorni, esclusivamente su adeline. Questi 60 giorni decorrono diversamente a seconda se la sospensione abbia avuto inizio nel periodo fra il 23 febbraio 2020 e il 26 marzo 2020. Il 26 marzo 2020 è la data in cui abbiamo pubblicato sul sito l'intesa definita il 25. Per eventi di sospensione o riduzione di orario ricompresi appunto fra il 23 febbraio e la data di pubblicazione, cioè il 26 marzo, i 60 giorni decorrono da tale ultima data, cioè dal 26 marzo. Per eventi di sospensione e riduzione di orario aventi decorrenza dal 27 marzo, il termine di 60 giorni decorre dall'inizio indicato nella domanda delle sospensioni o delle riduzioni di orario. In caso di presentazione tardiva della domanda, precisa il punto 8 dell'intesa, il trattamento di integrazione salariale in deroga decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda. Come chiarito dalla circolare dell'INPS 47, ma come già anticipato dalla Regione e anche dall'assessore, il previo utilizzo delle ferie non costituisce elemento oggetto di istruttoria da parte dell'amministrazione regionale per la concessione della cassa in deroga. Ho visto numerose domande sull'agricoltura. Voi sapete che la norma prevede espressamente che la cassa in deroga possa essere utilizzata anche dai datori di lavoro agricoli. La circolare 47, peraltro, precisa in maniera molto chiara che i datori di lavoro agricoli, con riferimento ai lavoratori che abbiano accesso alla CISOA, utilizzano la CISOA. Di qui la domanda, ma allora la cassa in deroga per quali categorie di dipendenti agricoli può essere utilizzata? Fondamentalmente per due categorie. Per i dipendenti a tempo indeterminato che non abbiano i requisiti soggettivi di accesso alla CISOA e per i cosiddetti OTD, cioè per gli operai agricoli a tempo determinato. Per quello che riguarda la quantificazione
della cassa in deroga utilizzabile da parte di queste categorie, l'intesa prevede attualmente al punto 2 i seguenti criteri. La media settimanale dei 12 mesi precedenti il 23 febbraio, computando allora, il limite delle giornate effettivamente lavorate, secondo la media settimanale dei 12 mesi precedenti al 23 febbraio 2020, computando i soli periodi di vigenza del contratto di lavoro, è, fermo restando questo limite, per gli operai agricoli a tempo determinato, comunque nel limite delle presunte giornate di prestazione indicate nel contratto di lavoro in essere all'inizio diciamo, dell'evento di sospensione o di riduzione di orario. Sul fatto che su come contare le 9 settimane, sul fatto che le 9 settimane si riferiscono ad unità produttiva o operativa e che se alla fine della prima domanda non risulteranno consumate, ha precisato il dottor De Carlo. Un'indicazione. Nell'intesa si prevede che la domanda possa essere chiesta per un periodo massimo di 9 settimane, aventi decorrenza non anteriore al 23 febbraio e conclusione non successiva al 31 agosto 2020. I periodi possono essere anche non continuativi e attualmente l'intesa prevede la possibilità di frazionare questi periodi in 3 diverse domande. Ovviamente nel momento in cui si parla di questa frazione, a questa frazionabilità corrisponderanno 3 diverse domande, ciascuna delle quali dovrà seguire la procedura sindacale prima descritta, quindi accordo per le aziende sopra i 5 dipendenti di media, informativa per le aziende sotto questo numero. Ovviamente ogni singola domanda dovrà avere i propri allegati e la propria procedura svolta. Tenete conto che il fatto che si parli di decorrenza non anteriore al 23 febbraio e conclusione non successiva al 31 agosto non vuol dire che una domanda può avere come termine iniziale il 23 febbraio e conclusione successiva il 31 agosto, perché è di tutta evidenza che dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto decorre un periodo ben più lungo delle 9 settimane previste dall'intesa. Va fatta una domanda di 9 settimane e, come precisa la circolare 47, se dopo le 9 settimane di domanda risulteranno giornate residue come indicate dal dottor De Carlo, perché il collega mi guarda, ma a questo punto le 63 giornate di calendario derivanti dalla trasformazione di 7x9 corrisponderanno a 45 giornate di calendario e 45 giornate di possibilità di utilizzo della cassa se la settimana lavorativa è di 5 giorni e 54 giornate di cassa se la settimana è di 6 giornate. Se all'esito della prima domanda risulteranno non fruite le 45/54 giornate a seconda della settimana applicata dall'azienda, il datore di lavoro potrà fare una seconda domanda e poi eventualmente anche una terza qualora ne residuino giornate utilizzabili. Le parti sociali, peraltro, come era avvenuto negli anni precedenti, potranno segnalare all'assessore al lavoro e alla direzione se la frazionabilità dei periodi nelle 3 settimane, in 3 accordi, in 3 domande non è sufficiente, e potranno proporre una modifica dell'intesa per aumentare eventualmente il numero delle domande frequentabili e presentabili. Vedo numerose domande sul 23 febbraio. Ci sono degli aspetti che, previsti espressamente dalla norma di legge, non possono essere oggetto di modifica o integrazione da parte dell'amministrazione regionale. Il limite del fatto che i rapporti dovessero essere sussistenti, rapporti di tipo subordinato, il 23 febbraio è un limite previsto espressamente
dall'articolo 22 del decreto legge 18. Sappiamo tutti, anche perché le parti sociali hanno richiesto al governo di superare in sede di conversione questo limite. Ovviamente sul punto, qualora dovesse essere modificata la norma di legge, l'intesa recepirà la modifica della normativa di riferimento, ma ripeto, il requisito della sussistenza del rapporto di lavoro in essere al 23 febbraio non può essere ad oggi superato dalle intese di concertazione, perché, come precisa anche la circolare INPS 47, è una previsione espressamente contenuta dalla fonte primaria. Approfitto per fare anche per la questione dell'imposta di bollo. Sì, dico ancora l'imposta di bollo, poi cedo la parola al dottor De Carlo che deve fare 3 ulteriori precisazioni. L'imposta di bollo è una questione che sappiamo è molto dibattuta, specialmente all'esito del tweet che il ministro del lavoro Catalfo ha fatto per preannunciare il superamento di questa obbligazione tributaria. Anche sul punto, non appena il provvedimento attuativo di questo importante annuncio da parte del Ministero del Lavoro sarà reso attuativo, l'amministrazione regionale provvederà immediatamente a recepirlo e sgravare i datori di lavoro dalla presentazione, diciamo dall'assolvimento dell'imposta di bollo, cosa che sulla base dell'importante e autorevole tweet del Ministro del Lavoro ad oggi non è possibile fare, ma sul punto, come l'assessore ha avuto anche modo di comunicare recentemente, non appena dovesse essere modificato il vigente quadro normativo sull'argomento, preciseremo immediatamente che questo obbligo viene meno anche con riferimento alla presentazione della domanda di cassa in deroga in Friuli, Venezia Giulia. Peraltro non vi sarà sfuggito che addirittura prima dell'emanazione del decreto legge 18 le regioni avevano fatto presente di prevedere di esentare la presentazione delle domande di cassa in deroga dalle imposte di bollo e hanno richiesto che questo emendamento venga accolto in sede di conversione del decreto. Ripeto, non appena ci sarà possibilità di una modifica del quadro normativo, l'amministrazione regionale, come su altre previsioni, come quella del 23 febbraio, provvederà a darne immediatamente attuazione. Per i chiarimenti che per esempio la circolare 47, stanno sempre sul requisito del 23 febbraio, la circolare 47 ha precisato che se vi è successione nell'appalto o c'è l'applicazione del 2112, il requisito si ritiene sussistente. Questa precisazione dell'INPS, come peraltro prevede espressamente il punto 21 dell'intesa, che dice: la presente intesa si intende fin da ora integrata dalle previsioni normative e amministrative emanate in materia di competenti organi nazionali. Queste previsioni migliorative, diciamo questi chiarimenti migliorativi previsti dalla circolare 47, possono ritenersi già immediatamente operativi. Io vi ringrazio per l'attenzione e cedo al dottor De Carlo per completare la sua esposizione. Eccomi di nuovo, mi sono venute in mente altre 3 domande. Una era la cumulabilità dell'integrazione salariale con la pensione di reversibilità. Nell'accordo, nell'intesa regionale, abbiamo previsto la incumulabilità con le pensioni anticipate di vecchiaia e con le pensioni di vecchiaia. Io sono in attesa, queste sono 2 tipologie di pensione diretta. Sicuramente la pensione indiretta
quella di reversibilità è cumulabile. Tuttavia io sono ancora in attesa, e a tempi brevi dovrei avere una risposta ben definitiva da parte della direzione centrale, se effettivamente le pensioni di anzianità, anticipata di vecchiaia e di vecchiaia siano o meno cumulabili con l'integrazione. Su questo chiaramente poi vedrò di farvi sapere. Un'altra cosa, per quanto riguarda le domande di cassa integrazione in deroga del settore agricolo, parliamo di deroga, quelle aziende che non hanno la matricola aziendale possono tranquillamente trasmettere la domanda su Adeline. La Regione, questa è una novità di avanti ieri, sarà cura della Regione in pratica per poter autorizzare queste domande e trasferircele attraverso il flusso B nei nostri sistemi, chiedere attraverso una PEC alla nostra direzione centrale, chiedere in pratica una matricola aziendale provvisoria che sarà utilizzata poi dalle sedi per l'autorizzazione alla cassa integrazione in deroga delle aziende agricole. Un'altra cosa ancora sul part-time. Qualcuno aveva chiesto come va segnalato il part-time. Allora, in pratica nella procedura voi trovate delle tabelle relative al part-time. Le tabelle vanno compilate per il part-time che vi trovate ovviamente a dover gestire. Qualora l'articolazione del part-time non dovesse essere ricompresa in una di queste tabelle, soltanto in quella situazione la conteggiate nell'insieme, nel totale di quelle che sono le ore per i lavoratori non in part-time, cioè le andate a sommare. In buona sostanza non è possibile trasmettere liberamente le ore del part-time nella domanda, che tra l'altro devono poi coincidere anche con quelle dell'SR41. Per cui ci sono delle tabelle da compilare per ogni tipologia di part-time, soltanto se, ripeto, le tabelle che sono state previste in procedura non soddisfano la tipologia del part-time, a quel punto il vostro part-time lo potete sommare al tempo pieno e trasmetterlo insieme al tempo pieno. Un'altra notizia recentissima è probabilmente nell'SR41 che è in corso di semplificazione, per velocizzare il pagamento dovrà essere inserito anche il codice ticket. Un'altra cosa ancora, per poter accedere, o meglio per poter trasmettere domande relative a personale cui è applicato il contratto delle scuole private che hanno un orario contrattuale inferiore alle 35 ore, è stata aggiornata la possibilità di poter quindi trasmettere queste domande con un orario contrattuale inferiore, che saranno oggetto poi di verifica e confermate soltanto se l'azienda ha in pratica il codice statistico contributivo 7076, quindi 70706 come scuole private, oppure 11809 spettacolo Empals. Quindi anche in questo caso la procedura è stata aggiornata per consentire la possibilità di inviare domande di cassa integrazione per questa tipologia di aziende che hanno un orario contrattuale inferiore, come tempo pieno ovviamente, inferiore alle 35. Queste sono le ultime informazioni che siamo riusciti ad avere. Vi ripeto, siamo sempre in stretto collegamento con la direzione centrale per gli aggiornamenti del caso. Siamo in attesa di un SR41 semplificato e ci ho detto, nella mia esposizione probabilmente, anche se veloce e affrettata, penso di aver toccato parecchi punti che soddisfano come risposta tantissime domande che si sono, anche replicate da parte di tanti consulenti. Io direi a questo punto sulla base di quello che è stato l'incontro odierno, dottor Manfred, direi magari di riconsiderare quello che è stato esposto oggi e di ripresentare nuovamente delle domande che però non voglio dire che abbiano un senso, ma che non siano domande, non nuove rispetto a quella che è la normativa della cassa integrazione ordinaria. Ripeto, noi stiamo applicando al Covid-19 la stessa identica normativa che è sempre stata applicata per l'autorizzazione alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria. Per cui chiaramente siamo sempre a disposizione per dare le risposte laddove
siamo in grado di farlo direttamente, o comunque se non lo siamo direttamente, attraverso la nostra direzione centrale, purché siano domande, come dire, diciamo nuove rispetto all'esposizione della giornata odierna da parte mia come INPS, da parte del dottor Antonicelli come cassa integrazione in deroga. Tutte le domande che sono state inviate sono tutte scaricate da Insir, che ce le fornirà, e sulla base di queste noi andremo proprio a costruire questa sezione di FAQ. Allora, noi abbiamo voluto porre in essere questa iniziativa, io spero che sia stata di aiuto a chi, diciamo, ci sta seguendo. Ribadisco che la replicheremo domani per coloro che non sono riusciti a iscriversi a questa, perché c'era un numero di posti limitati intorno alle centinaio di persone. La replichiamo, però come diceva anche l'assistenza, la metteremo a disposizione registrata sul web. Io volevo solo ringraziare chi ha seguito i lavori, siamo stati più o meno nei tempi che ci eravamo dati, e quindi assicuro che verrà seguito, fermo restando che gli uffici sono chiaramente a disposizione. Speriamo però con l'iniziativa di oggi e quella di domani e con le FAQ di intercettare un po' di telefonate che magari agli uffici arrivano costantemente, fermo restando che rimangono a disposizione. E poi chiudo, solo dire questo. Allora, ringraziare ancora INPS per la collaborazione. Volevo anche far presente a chi ci segue, se mi si sente ancora, che comunque sia gli uffici sono stati rinforzati chiaramente per far fronte a questa situazione, perché è giusto che si sappia, gli uffici regionali in qualche misura hanno più o meno raddoppiato, diciamo, gli organici per far fronte a questa situazione qua. Non ho altro da aggiungere se non ringraziare ancora chi ci ha seguito e l'INPS per la collaborazione.